Bene, siamo collegati in diretta da Facebook, dalla pagina Facebook del Manifesto Sardo. Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Buonasera a Matteo Meloni, benvenuto, come stai? Bene, grazie. Felicissimo del vostro invito e del tuo in particolare, Roberto. Era un piacere poter dialogare con te oggi. Anche per me. Matteo Meloni è un giornalista di politica internazionale, collabora con la rivista di geopolitica East-West, ha lavorato al Ministero degli Esteri come addetto stampa e alla rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite a New York. È il nostro primo ospite di un appuntamento settimanale organizzato dal Manifesto Sardo, un aggiornamento settimanale sulle violenze dell'esercito israeliano in Palestina e l'attacco a Gaza e West Bank in diretta ogni lunedì dalle 18 dalle nostre dalle pagine social del Manifesto Sardo. Perché si dovrebbe fare una diretta settimanale di approfondimento? Perché come redazione del Manifesto Sardo riteniamo profondamente insufficiente, fortemente sbagliata la copertura mediatica fatta dai mezzi di informazione italiani delle proteste contro la confisca delle case palestinesi a Gerusalemme Est, dell'escalation militare tra Israele e Hamas a Gaza, che hanno portato a 232 morti. Dall'inizio dei bombardamenti israeliani a Gaza sono rimasti uccisi 232 palestinesi, come comunicato dal Ministero della Sanità di Hamas. Fra queste vittime sono inclusi 65 bambini, 39 donne e 17 anziani. Feriti, precisa il Ministero, sono saliti a 1710. Ecco, rispetto a questi numeri drammatici, a cui dobbiamo aggiungere le distruzioni perpetrate dall'esercito israeliano, la copertura mediatica è stata insufficiente e fortemente sbagliata. Perché? Perché nella maggior parte dei media coinvolti non c'è stata nessuna volontà di studio, nessuna volontà di ricerca, di analisi nel raccontare i conflitti in corso, i diversi punti di vista, le aspirazioni, le recriminazioni delle parti coinvolte. Matteo, secondo me non è possibile, non è proprio possibile fare un buon lavoro giornalistico senza analizzare il presente alla luce degli eventi passati, delle dinamiche che sono tra l'altro estremamente complesse, articolate, sono dinamiche che necessariamente danno forma a quanto sta accadendo oggi sotto i nostri occhi. Certamente c'è stata una rapida evoluzione degli avvenimenti nella striscia di Gaza, ma non è un sintomo di buona informazione e di buon servizio pubblico. Concentrare tutte le risorse, le energie, le immagini, le parole solo sui combattimenti non è sintomo di buona informazione parlare solo dei razzi di Hamas, perché di fatto si appiattisce la posizione palestinese silenziando, escludendo, oscurando, eliminando la pluralità di voci palestinesi che chiedono la fine della violenza e che chiedono giustizia, libertà, uguale dignità per ogni persona, indipendentemente dalla sua etnia, la sua religione e la sua appartenenza politica. Per questo motivo, come Manifesto Sardo, riteniamo prezioso e fondamentale per fornire un'analisi completa e corretta di quanto accade, partire dalla pluralità dei punti di vista delle fonti e degli attori coinvolti, sia da una parte sia dall'altra, perché è l'unico modo di capire come siamo arrivati alle violenze dell'esercito israeliano. Per questo ogni settimana sarà presente un ospite differente che parla, che conosce e che studia soprattutto e che produce informazioni sulle violenze dell'occupazione dell'esercito di Israele. Matteo, nei giorni che hanno preceduto l'entrata in vigore della tregua, e ricordiamo a chi ci ascolta che è una tregua estremamente fragile e frutto delle pressioni internazionali sul governo Netanyahu. Dicevo, nei giorni che hanno preceduto l'entrata in vigore della tregua, alcune personalità del mondo del pacifismo, delle ONG, hanno
rilanciato una proposta, certamente non nuova, di intervento urgente di interposizione internazionale a tutela delle vite umane e di una prospettiva di pace. Secondo te questo intervento di interposizione è attuabile? La vedo davvero estremamente complicata l'attuazione di una simile proposta, ma per il semplice fatto che proprio nelle scorse settimane un'organizzazione come Human Rights Watch ha ricordato il fatto che, ha segnalato in maniera chiara ed eloquente che le autorità israeliane praticano un vero e proprio apartheid nei confronti dei palestinesi di Israele, quelli che spesso e volentieri vengono chiamati gli arabi israeliani. Ma in realtà è davvero molto complicato immaginare che un'interposizione di carattere internazionale possa portare quindi alla pacificazione. In realtà l'unica strada per la pacificazione potrebbe essere il riconoscimento di pieni diritti, partendo ad esempio dai cittadini appunto palestinesi presenti in Israele, per poi evidentemente dare pari dignità a tutti coloro i quali vivono anche negli altri territori. Ormai la Palestina è diventata una gruviera piena di appunto buchi che sarebbero quelli che vengono inghiottiti dall'occupazione israeliana dei coloni. Occupazione, manco a dirlo, illegale evidentemente, disconosciuta su tutti i fronti dalle varie organizzazioni internazionali, in primis le Nazioni Unite, che purtroppo non hanno strumenti adatti per poter agire, perché alla fine di tutto il Consiglio di sicurezza è sempre basato su un tipo di funzionamento che nasce all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Questo è rimasto inalterato fino ad oggi. La situazione semmai è semplicemente peggiorata, con veti contrapposti che vengono portati avanti giorno dopo giorno. Anche nei giorni scorsi, appunto, gli Stati Uniti hanno fatto naufragare quello che poteva essere appunto un progetto di cessate il fuoco che quindi avrebbe avuto un cappello internazionale, che però evidentemente avrebbe posto in condizione difficoltosa l'alleato per eccellenza degli Stati Uniti, ovvero Israele, e quindi rigettato. Dunque, per questi motivi io ritengo davvero lontanissima l'idea che l'interposizione di qualcuno a livello internazionale possa portare qualche positività, ecco, alla causa della pace, che può arrivare, a mio avviso, a mio personalissimo avviso, solamente con il riconoscimento dei diritti di tutti quanti, ma in primo luogo dei palestinesi, che sono appunto la forza debole, quella soggiogata e sottomessa di questa grande storia che ormai va avanti da troppi anni. Bene. Ora, ritengo che prima di discutere di un argomento come quello delle violenze perpetrate dall'esercito israeliano, dall'occupazione, è necessario capire e fare un'analisi del cessate il fuoco. Che ruolo ha avuto la comunità internazionale in questo cessate il fuoco, gli Stati Uniti, la posizione italiana, la posizione dei paesi arabi e di tutti gli attori in campo, non solo Hamas e Netanyahu. Ma Cosa potrebbe accadere ora e quali sono gli attori in campo? lo dicevi tu all'inizio, il cessate il fuoco è estremamente fragile, tanto che a poche ore dal cessate il fuoco abbiamo visto nuove violenze dell'esercito israeliano nei confronti dei palestinesi, tra appunto arresti di massa e sommari per coloro i quali hanno partecipato alle proteste, appunto ad Al-Aqsa, passando per i numerosi sfollati presenti a Gaza. Parliamo di 40.000 persone che stanno sostanzialmente vagando senza avere un tetto sotto il quale stare. Quindi la situazione è veramente incandescente, ma soprattutto estremamente liquida, con un cessate il fuoco che potrà essere da un momento all'altro in qualche modo violato o da una parte o dall'altra, perché alla fine un cessate il fuoco di questo genere non significa altro che il perpetuare appunto l'occupazione nei confronti dei palestinesi e delegittimare ulteriormente la dignità di coloro i quali vivono a Gaza. Questo non fa altro che semmai accentuare ancora di più quelle che sono come dire, i fattori inconcludenti delle scelte che vengono poste a livello internazionale. Anzitutto
mi viene da pensare al fatto che Biden si ritrova in estrema difficoltà nel riuscire a gestire il suo alleato israeliano, così come probabilmente si ritrova a gestire con molta difficoltà anche quello che potrebbe essere l'altro alleato statunitense nell'area, ovvero l'Arabia Saudita, che però per tanti anni si è ritrovata, negli ultimi 4 anni perlomeno si è ritrovata con mani libere, visto l'atteggiamento trampiano nei confronti del vicino Oriente. Stesso discorso che può valere anche per Israele, che negli anni di Trump ha sostanzialmente potuto mandare avanti l'occupazione illegale dei territori palestinesi senza che nessuno potesse aprire bocca, ma adesso il clima effettivamente sta cambiando anche negli Stati Uniti. È innegabile ricordare che sta giocando un ruolo essenziale appunto la sinistra del Partito Democratico in tutto ciò, che potrebbe dunque avere un ruolo a un certo punto anche a livello internazionale, viste le pressioni che stanno facendo nei confronti del loro stesso governo in carica. A livello europeo vedo comunque una dialettica anche in questo caso estremamente inconcludente, per il semplice fatto che finché non si riconosce il diritto ad esistere, in questo caso ad esempio di una forza come quella che è Hamas, sarà complicato per l'Unione Europea avere un ruolo in questa pacificazione ideale di quelle che sono le posizioni. Detto che io non credo più ormai neanche nella soluzione a due stati, che diventa appunto sempre più complicata, visto quello che accennavo prima, ovvero l'occupazione di ampi territori di quelli che dovrebbero essere aree dedicate appunto ai palestinesi, risulta estremamente complicato l'idea che a un certo punto ci possa essere un vero e proprio confine di quello che dovrebbe essere lo Stato di Palestina e un confine di quello che dovrebbe essere Israele, visto che non ha ancora dichiarato effettivi confini Israele, proprio nell'ottica di continuare a occupare dei territori. E tutto ciò va semplicemente ad alimentare ulteriore disillusione verso questo tipo di prospettiva. Quindi sono tanti davvero le forze in gioco, per non parlare chiaramente di quelle locali, ovvero dei vicini che dovrebbero essere alleati della Palestina, paesi arabi, penso ai paesi del Golfo, ma non solo, con degli accordi come quelli appunto chiamati, ribattezzati accordi di Abramo, che hanno in qualche modo stabilizzato i rapporti, quindi in primis tra gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain e Israele, risulta davvero difficile immaginarci che questi paesi possano in qualche modo aiutare ancora la, chiamiamola, causa palestinese. Proprio per il fatto che se in questi accordi si parlava dei palestinesi, si è parlato dei palestinesi senza però essere chiamati in causa loro stessi, proprio perché i palestinesi da subito hanno dichiarato il fatto che laddove ci fossero stati degli accordi con Israele su queste basi, difficilmente si sarebbe potuti raggiungere un qualche punto davvero valido per i palestinesi stessi. E dunque mi viene da pensare che il popolo palestinese non avrà altro che dover ancora lottare e ahimè soffrire per poter raggiungere i loro diritti, proprio perché la comunità internazionale getta ancora dell'ombra su quella che è l'effettiva legalità del diritto di esistere dei palestinesi stessi, perché se da un lato è ampiamente riconosciuto il diritto di esistere di Israele, che qui nessuno tra l'altro nega, semmai quello messo in discussione è appunto giorno dopo giorno quello dei palestinesi che si ritrovano a vivere proprio questa condizione, ovvero di inesistenza di partner adeguati per poter appunto avere un appoggio alla loro causa e semmai tante realtà di carattere internazionale che effettivamente potrebbero semmai mettere effettiva pressione sugli attori in campo, fare invece il gioco di una delle due parti, ovvero quella di Israele, senza però riconoscere le reali potenzialità delle autorità palestinesi. Chiaro. Allora, rispetto agli attori in campo che hanno messo più pressione al governo di Netanyahu, non possiamo non considerare quel numero sempre più crescente
di congressisti e senatori democratici degli Stati Uniti che hanno chiesto insomma, nei giorni e nelle ore precedenti al cessate il fuoco, hanno chiesto all'amministrazione di Biden di chiarire al governo israeliano che lo sfratto dei palestinesi dalle case sulle terre rivendicate dai coloni ebrei a Gerusalemme deve cessare immediatamente. Democratici che si sono schierati sono numerosi, ma una delle caratteristiche che viene evidenziata, che non possiamo non evidenziare, è l'appartenenza alla sinistra socialista del Partito Democratico. Certo, non solo a quest'area, perché ci sono stati anche senatori e congressisti democratici che non fanno parte dell'area socialista, ma quei nomi sono più pesanti di altri. Perché mediaticamente hanno inciso probabilmente di più. Secondo te questi nomi hanno davvero inciso incidono nelle scelte di politica estera del nuovo presidente degli Stati Uniti e hanno avuto un ruolo nelle pressioni per questa tregua? In qualche modo, diciamo, sulla tregua ho un po' di difficoltà nel riuscire a dare una risposta, come dire, semplice e ben chiara. Credo che però, in maniera assoluta, il ruolo della sinistra socialista stia giocando veramente un ruolo di peso in questa nuova amministrazione Biden, appunto, democratica. L'abbiamo visto appunto con una serie di normative introdotte dal governo statunitense, non ultimo una vecchia battaglia proprio dei socialisti, di Bernie Sanders in primis, quella dei $15 all'ora della retribuzione degli stipendi, prima per appunto i lavoratori federali, che poi adesso andrà anche ad estendersi per tutta la nazione anche a livello privato. Sono dei piccoli segnali di cambiamento che però gradualmente stanno portando appunto all'ascoltare sempre più l'ala della sinistra democratica del paese, che ha svolto un incessante ruolo e fondamentale, soprattutto durante la campagna elettorale, che poi ha portato appunto Biden alla vittoria. E in questo senso, anche rispetto alla causa palestinese, stanno avvenendo dei grandissimi cambiamenti, perché shiftare in questo modo è così eloquente. La posizione, ad esempio, del partito del Congresso Nazionale Democratico verso l'attenzione alle istanze dei palestinesi è un cambiamento realmente epocale, che è stato fatto sia nel 2016, quando poi appunto Hillary Clinton vinse le primarie, però di fatto strappandole quasi illegalmente a Bernie Sanders, per poi arrivare anche alle ultime. È scritto nero su bianco il fatto che ci si debba rapportare anche con la parte palestinese e non solamente ascoltare quella israeliana. Questo è un dato significativo che oggi stiamo vedendo in maniera davvero irruenta, con una serie di personalità che stanno davvero giocando questo ruolo nel riuscire a trasmettere questo messaggio al grande pubblico. Quindi pensiamo ad Alexandria Ocasio-Cortez, a Rashida Tlaib, a Eleanor Omar, tutte persone che da tempo ehm, parlano della questione, parlano della necessità di rispettare i diritti dei palestinesi, ma penso anche ad altre personalità, appunto, come Linda Sarsour, che nel 2016, o meglio nel 2017, salì agli onori della cronaca per essere riuscita a organizzare una grande manifestazione contro Trump proprio a Washington, che riuscì a mobilitare tantissime aree del paese, tutta sotto un'unica spinta, quella che appunto vuol portare sempre più strumenti democratici al governo in carica, che appunto oggi stiamo vedendo crescere in maniera progressiva proprio come i progressisti che stanno mandando avanti questo tipo eh, di, di- di racconto. Ma ciò che più colpisce è davvero il ruolo di un Bernie Sanders che chiaramente, dichiaratamente fede ebraica, che cerca in tutti i modi, semmai, di andare oltre lo steccato, con appunto Bernie Sanders che nel 2009 durante una town hall sulla Fox chiarì il fatto che criticare Israele non è antisemitismo, proprio perché essere contrari all'antisemitismo è appunto essere antifascisti, antinazisti, mandare avanti quel tipo di valore che non c'entra nulla quindi con il andare contro
le istanze della destra israeliana, che appunto continua a non rispettare da tempo i diritti dei palestinesi, a non aver mai rispettato i diritti basilari dei palestinesi. Tanto che appunto, ricollegandoci a quello che accennavo all'inizio della trasmissione, Human Rights Watch è arrivato a dichiarare le autorità israeliane colpevoli di praticare l'apartheid, quindi una forma la più grave di reati targetizzati nei confronti di una comunità, quella appunto palestinese, che oggi si ritrova in difficoltà estrema nel vivere la propria convivenza con il resto della popolazione israeliana. Un'altra domanda che, insomma, ti volevo fare è relativa a quelli che sono stati gli errori del governo israeliano e che hanno poi portato all'escalation e poi al diffondersi delle violenze. Beh, sicuramente la miccia nasce già con l'impossibilità, l'aver bloccato la possibilità di voto per appunto le elezioni in Palestina ai cittadini palestinesi di Gerusalemme Est. Quella già fu una sorta di dichiarazione di guerra nei confronti appunto dei palestinesi, che avrebbero voluto democraticamente partecipare a un'elezione che si sarebbe dovuta tenere appunto in tutta la grande area palestinese, che dunque andrebbe idealmente da Gerusalemme Est passando per la West Bank e Gaza. Diciamo che l'autorità nazionale palestinese poi ha preso la mossa israeliana davvero al balzo, per poi appunto impedire invece il voto di queste elezioni, bloccando le consultazioni a data da destinarsi, tra l'altro inimicandosi appunto proprio Hamas, che secondo i sondaggi avrebbe evidentemente stravinto, proprio perché attorno a questo partito si è creata una simpatia che non è necessariamente rivolta alle istanze islamiste del partito stesso, ma semplicemente per il fatto che i palestinesi vedono questo partito sempre più come l'unico che riesce in qualche modo a contrastare le violenze dell'esercito israeliano nei territori nei quali i palestinesi stanno, che sia appunto Gaza, che è sotto un blocco che impedisce l'arrivo di qualunque tipo di merce, da quelle sanitarie passando per il cibo, per non parlare appunto della possibilità della vaccinazione contro il Covid-19, che Israele in maniera scientifica ha voluto bloccare per i palestinesi, cosa che stride ulteriormente rispetto ai numeri delle vaccinazioni che abbiamo appunto visto in Israele, presa tra l'altro dai media principali come un modello da seguire per la diffusione delle vaccinazioni. Peccato che tutto ciò vada contro ogni tipo di ragionamento fatto anche a livello di Nazioni Unite. Penso appunto all'appello lanciato già l'anno scorso dal segretario generale rispetto al fatto che il mondo si potrà sentire sicuro rispetto appunto a qualunque tipo di emergenza sanitaria, tanto quanto la debolezza dell'ultimo sistema sanitario esistente al mondo, nel senso che finché ci sarà un sistema debole a livello mondiale, anche il sistema più forte sanitario, quello che elargisce le più alte prestazioni, quello che cura qualunque tipo di cittadino, non potrà mai sentirsi sicuro, soprattutto in una situazione come questa, dove appunto una pandemia non guarda negli occhi nessuno, ma soprattutto la ripartenza di un paese che potrebbe anche essere tutto vaccinato non sarà mai tale finché anche l'ultimo, evidentemente, non avrà vaccinato fino al cittadino nella valle più remota. Proprio perché le nostre economie mondiali sono talmente tanto interconnesse che l'economia non potrà mai ripartire finché tutte le economie non ripartiranno. E infatti, permettimi di fare anche un piccolo salto rispetto alla questione palestinese, se penso anche all'Organizzazione Mondiale della Sanità e a tutto ciò che viene fatto a livello anche di Organizzazione Mondiale del Commercio, ci sono una serie di studi che dimostrano proprio questo, e cioè che anche le nazioni ricche non ripartiranno finché quelle più povere non avranno un grado di vaccinazione adeguato affinché anche i loro processi produttivi possano ripartire, proprio per l'interconnessione esistente tra i vari paesi al mondo. E dunque, pensando anche a Gaza,
penso all'alto tasso di disoccupazione presente in quella striscia, il più alto al mondo. Penso all'impossibilità per le organizzazioni non governative presenti sul posto di poter lavorare in queste condizioni, con appunto un blocco nei confronti di Gaza, che è diventata sostanzialmente un grande campo di concentramento a cielo aperto, con la gente che non può uscire né entrare, con appunto tutto ciò che dovrebbe aiutare la popolazione che non viene appunto mandato avanti dietro l'idea che ci sia Hamas che in qualche modo potrebbe quindi essere l'unico blocco alla dignità della popolazione presente a Gaza. Mi sembra davvero abbastanza riduttivo pensare che questo possa bloccare l'aiuto della popolazione intera. Non esiste, anche perché se ripercorriamo la storia delle elezioni del 2006, purtroppo le ultime tenute, Hamas ha vinto in maniera del tutto democratico con anche gli inviati del Parlamento europeo che hanno chiarito il fatto che Hamas non ha vinto secondo qualche particolare pressione, ma semplicemente perché la gente ha voluto dare appoggio a questo partito, che poi negli ultimi anni tante cose siano cambiate, tanti aspetti siano modificati, che ci siano tante problematiche da risolvere, questo è un altro discorso, che però non va ad incidere, ad impattare sulla questione del blocco che Israele continua a compiere nei confronti sia di Gaza che del resto della Palestina. Infatti, ciò che hai detto sui vaccini è assolutamente fondamentale, è proprio il punto che ci fa capire come sia tutto collegato, che si può uscire da una situazione di disastro sanitario se c'è orizzontalità nelle posizioni che si portano avanti, perché altrimenti la pandemia si trasforma in una sindemia e in una sindemia possono salvarsi solamente i ricchi e i privilegiati e chi sta al sicuro. Quindi hai assolutamente ragione. È uno dei punti in cui è evidente la discriminazione. Prima di farti un'altra domanda, ho notato una domanda che ci fa un nostro lettore, Carlo Vigasio, che voglio condividere perché è una domanda molto complessa e molto pericolosa, perché i palestinesi non hanno un Gandhi, non violenza, unica arma. E io penso che la questione della non violenza e della ricerca della pace attraverso la non violenza sia una questione molto seria, che non solo chi fa politica deve considerare, ma anche chi fa informazione, chi produce informazione deve tenere a mente. Insomma, vorrei dire a Carlo Vigasio, che insomma che conosco da tanto tempo, che c'è un bellissimo libro edito nel 2007 dall'ex quotidiano che ora non esiste più, Liberazione, era il quotidiano di rifondazione comunista, che pubblicò un libro che si intitola La politica della non violenza. Ed è un libro molto importante secondo me perché parla della questione della violenza e della non violenza all'interno dei popoli oppressi. Io ritengo che le organizzazioni rivoluzionarie che lottano per la liberazione, per l'uguaglianza e per la libertà del proprio popolo, almeno quelle più moderne. Io penso per esempio al movimento zapatista, penso anche gli stessi movimenti come per esempio il movimento curdo, partono comunque da una base di non violenza, ma è una non violenza sul qui ed ora che si può fare solamente se non ti stanno sterminando, chiaramente. Se ti stanno sterminando, la non violenza finisce, secondo me, e subentra comunque una forma di autodifesa contro la sopraffazione dell'altro.
Questa questione secondo me è molto importante, infatti mi piaceva l'idea di condividere questa domanda con te, perché io eh, penso che se vogliamo praticare come persone che fanno politica, come persone che fanno informazione, l'antagonismo alla guerra, alle guerre globali, io penso per esempio alla questione che c'è qua in Sardegna, al superamento della fabbrica di bombe della RVM di Domus Novas, alla lotta contro le basi militari in Sardegna. Ecco, per tutto questo va considerato il rapporto di forza, secondo me. All'interno di quel libro c'è un saggio del sociologo Marco Revelli, che appunto parla della non violenza, in cui dice che il nostro antagonismo non si esprime più in un gioco frontale a somma zero, in cui i contendenti sono nello stesso terreno e hanno la stessa unità di misura. Quelle erano le vecchie regole del Novecento e chi vinceva? Vinceva chi aveva a disposizione più strumenti di coercizione o aveva più accumulato più potenza, ma è un gioco che non si può fare a Gaza questo. È un gioco che non si può fare certamente in un contesto in cui la comunità internazionale e la potenza militare e tecnologica della tua controparte è superiore alla tua. Per cui non è possibile competere con la forza muscolare di poteri che Marco Revelli definisce poteri terribili che minacciano il pianeta e quindi dobbiamo cambiare terreno e per cambiare terreno dobbiamo utilizzare gli strumenti della non violenza e della parola per conquistare spazi di partecipazione. Quanto è più potente, ed è una domanda che faccio a te Matteo, quanto è più potente un razzo di Hamas o una mediativista su Instagram? Ecco, e qui diciamo mi ricollego a una risposta che sicuramente non vedi l'ora di darmi. E saluto Carlo Vigasio per questa ultima domanda. Beh, innanzitutto mi ci ritrovo davvero ampiamente in ciò che hai detto come risposta appunto alla domanda del nostro ascoltatore. Diventa davvero complicato immaginarci, no? Un popolo palestinese che segue un Gandhi che, ahimè, avrebbe poco spazio nel riuscire appunto a sconfiggere una potenza militare come quella che si ritrova davanti, ovvero quella di Israele, che è sovvenzionata da miliardi di dollari di aiuti statunitensi nell'acquisto di armi, tra l'altro le più in assoluto efficienti, proprio perché gli Stati Uniti con Israele hanno firmato un accordo nel quale appunto gli Stati Uniti non possono vendere nessun'altra arma a paesi dell'area che non sia altrettanto quanto quella israeliana. Quindi, insomma, anche questo penso che sia importante ricordarlo. Certamente oggi come oggi io mi sento di dire che il vento in qualche modo dal punto di vista mediatico sta cambiando. Certamente non dal punto di vista dei media tradizionali, non dal punto di vista dei telegiornali che possiamo vedere ogni giorno in TV, da Rai a Mediaset passando per la 7, ma piuttosto tramite i canali social. Vedo un grande cambiamento in tal senso proprio perché i giovani e i TikTokers compresi, che in tanti vorrebbero snobbare come appunto una grande moltitudine di sciocchi che si mette a ballare, in realtà questi strumenti possono essere anche utilizzati in forma concreta e molto valida, e quello che sta avvenendo è proprio questo, che pagine, persone, attivisti, giornalisti sul campo stanno dando la reale idea di quanto sta accadendo, trasmettendo quindi in maniera e in forma molto diversa rispetto a quanto è stato fatto fino ad oggi, una narrazione appunto innovativa rispetto a quella che è stata quella mandata avanti fino ad oggi. Non parliamo di una guerra alla pari, non parliamo di due popoli che vivono la stessa identica situazione, parliamo di una situazione completamente diversa, con tra l'altro, oggi come oggi, una serie di attivisti della parte
israeliana, attivisti dell'area religiosa ebraica, attivisti di ogni genere e grado che invece supportano proprio la causa palestinese. Penso a Jewish Voice for Peace, penso a B'Tselem, penso all'organizzazione degli ex militari dell'IDF, l'esercito israeliano, pentiti di ciò che hanno vissuto nel corso del loro periodo di leva o coloro i quali hanno combattuto la guerra. Penso davvero a una serie di personalità che stanno davvero modificando realmente l'idea e l'approccio che si ha nei confronti della questione, proprio perché effettivamente con questi strumenti più snelli, più innovativi, di più semplice distribuzione e quindi diffusione, si può raggiungere il telefonino di chiunque, lo smartphone di qualunque persona, sia negli Stati Uniti così che come in Italia o in Francia o in qualunque paese questo possa essere realizzato, ovvero dappertutto in tutto il mondo o quasi, laddove appunto non c'è una censura che davvero riesca a raggiungere in maniera piena i cittadini. La censura esiste, ma ci sono anche tanti altri metodi per poterla aggirare. Io ho vissuto in Iran e ho visto come è abbastanza semplice aggirare la censura e poter utilizzare gli strumenti che io e te, Roberto, utilizziamo quotidianamente, tramite appunto delle semplici app che possono bypassare insomma il controllo. Con questo non sto dicendo che questo lavoro sia semplice per chi vive in un paese che pratica appunto la censura. Dico però che la censura probabilmente è addirittura, in maniera paradossale, in particolare nei confronti della questione israelo-palestinese, proprio nei confronti di quell'opinione pubblica democratica, o presunta tale, o di quelle persone che vivono in paesi definiti democratici come il nostro, che per tanti anni invece si sono sentiti sorbire una narrazione completamente diversa, ovvero che il razzo lanciato da Gaza è stato mandato casualmente per un puro odio nei confronti dell'altro paese accanto, quindi in questo caso di Israele, senza però ricordarci tutto ciò che è avvenuto dalla fine dell'impero ottomano ad oggi, dagli accordi Sykes-Picot passando per appunto la Palestina mandataria dei britannici, senza ricordarci, proprio dimenticandolo in maniera scientifica, che lo Stato di Israele nasce proprio su una logica coloniale ereditata da tutto ciò che è stato vissuto negli anni precedenti e che quindi questa logica coloniale viene mandata avanti ancora oggi. E quindi tutto ciò per ridire appunto che gli strumenti informatici esistenti oggi, le app, la semplicità con la quale su Instagram può essere mandata avanti una diretta, tranne quella oggi del Manifesto Sardo che purtroppo è dovuta incappare nelle difficoltà tecniche di altri strumenti. Invece in realtà è molto semplice poter trasmettere queste informazioni, perché io poi penso anche alla semplice come dire, equiparazione dei palestinesi con i musulmani, cosa estremamente sbagliata perché esiste una comunità cristiana importantissima sia a Gaza che in West Bank, che tra l'altro quella di Gaza ha dovuto quasi subire una devastazione, nel senso che è uno dei tanti bombardamenti effettuati appunto dagli israeliani ha quasi colpito un monastero a Gaza, un monastero cristiano a Gaza, quindi quasi distruggendo una scuola cristiana. Quindi, come dire, il racconto è sempre molto limitato a certe parti, il racconto è sempre davvero limitato, come se fosse obbligatorio ogni qualvolta che si parla di un qualcosa distrutto a Gaza, sia necessario appunto parlare di un qualcosa distrutto a Tel Aviv come se fosse un'equiparazione davvero alla pari. Questo non è, e mai lo sarà. E mai lo sarà perché basta leggere i numeri dei morti, ed è un brutto calcolo da fare, ma così è. I numeri dei morti israeliani risultano sempre inferiori a quello dei palestinesi e semmai dovremmo arrivare a un ragionamento sul fatto che non dovrebbero esserci mai più morti né da una parte né dall'altra. Ma quando? Quando potrà avvenire questo? Quando ci sarà una giustizia totale, in primis per il popolo palestinese, che non è quello che sta mandando avanti delle pratiche
di occupazione o di delegittimazione dell'altra parte, ma semmai è esattamente il contrario. Poi attenzione, quando parliamo di Palestina e di Israele parliamo sempre dei governanti, perché per quanto la gente possa votare, i governanti sono sempre chiamati a mandare avanti delle opere politiche che possono in qualche modo non necessariamente rispondere all'odio di una popolazione o di un'altra, ma semmai a andare a mitigare quell'odio per poter raggiungere delle soluzioni le più possibile progressiste e futuriste, quelle che possano dare appunto un ampio spettro di valutazione futura per le popolazioni che vivono in quei territori. Con questo intendo dire che laddove la popolazione israeliana continui a votare a destra, non è necessario che questo poi venga appunto riproposto in termini diretti a livello governativo con delle azioni che vanno sempre in quella direzione, perché altrimenti staremmo parlando, no, anzi probabilmente non staremmo noi stessi parlando di una crescita democratica, non staremmo parlando di una crescita costruttiva di uno Stato stesso. Concordo, Matteo, concordo. A proposito di attori in campo, non possiamo non parlare del ruolo che hanno avuto le organizzazioni non governative, le organizzazioni pacifiste e appunto non violente, perché esistono delle associazioni che incidono nella società israeliana non violente, che lavorano per la coesistenza tra arabi ed ebrei in Israele per porre fine all'occupazione e alle violenze dell'esercito. Sono realtà importanti che hanno avuto anche una voce molto forte in tutto il mondo. Moltissimi giornali italiani hanno pubblicato la lettera dei giovani e delle giovani ebrei ed ebree in Italia contro le violenze dell'esercito. C'è stata una lettera di studiosi, ricercatori ebrei che hanno criticato il ruolo della stampa nel raccontare l'escalation di queste violenze. Ecco, appunto, c'è un attore che sembrerebbe prendere sempre più autorevolezza all'interno degli attori che sono in campo, appunto queste ONG e queste organizzazioni pacifiste israeliane. Tu cosa ne pensi, Matteo? Penso che sia appunto vera e propria manna dal cielo, per restare in termini biblici, quella che appunto arriva grazie alla voce di queste personalità che appunto rispondono esattamente alla figura che noi stavamo raccontando all'inizio, cioè l'essere contrari alle pratiche dello Stato israeliano non è essere contrari al mondo ebraico, che sono cose estremamente diverse e ben tra l'altro definite, perché un qualcosa è essere ebrei che vivono in Israele e arrivati successivamente alla nascita dello Stato, che paradossalmente hanno più diritti dei palestinesi che vivevano in Palestina. Un'altra cosa è essere appunto fedeli di una religione che giustamente può apertamente criticare quelle che sono le politiche di uno Stato che però ha eh, la pretesa di parlare a nome di un'intera religione ed è questa la grande e straordinaria vittoria proprio di questo movimento sionista che è riuscito a unire la pratica della religione unendola e mistificandola insieme a quella della volontà dello Stato di Israele, che è questo l'errore più grande che è stato fatto, o meglio, visto dal nostro punto di vista, la loro vittoria principale. Vittoria che tra l'altro è stata mandata avanti dallo Stato di Israele in forma talmente ampia che è riuscita addirittura a far equiparare appunto Hamas con la Palestina o tutta una serie di movimenti che praticano appunto la resistenza come se fossero semplicemente dei terroristi, una cosa davvero
che va a distruggere anzitutto il dialogo tra le parti in causa, ma che soprattutto non dà giustizia, non rende giustizia alle varie sfaccettature esistenti, sia da una parte che dall'altra. Penso poi comunque al fatto che tra le vittorie appunto mandate avanti dallo Stato di Israele e comunque dalla nomenclatura dei governi che si sono susseguiti, sia proprio quella di non essere stati, o meglio, essere stati capaci di non creare e di non aver aiutato proprio la formazione di una classe dirigente palestinese adatta alla sfida. Questa è una grande vittoria per Israele, che in questo modo è riuscita davvero a raggirare l'opinione pubblica mondiale, perché questo è stato fatto, facendo pensare che appunto solamente Hamas sia la portavoce di un'intera nazione, di un intero popolo. Sappiamo bene quante sono le formazioni, ad esempio, progressiste esistenti in Palestina, che si fregiano anche di essere chiamate comuniste, socialiste. Il discorso che però, appunto, sia Hamas quella che manda avanti una resistenza della popolazione palestinese non toglie il fatto che tante altre ne esistono dietro Hamas e tra l'altro senza nessun fine religioso, cosa che invece Hamas ha, perché appunto questa è la natura del partito che nasce tra l'altro sulle basi dell'ideologia dei fratelli musulmani di Hassan al-Banna. Esatto. Come dici tu, questi movimenti sono una vera e propria manna scesa dal cielo, assolutamente. Assolutamente. Una boccata d'ossigeno rispetto alla propaganda del governo di Israele. A proposito di questo, Riccardo Bianco segnala insomma una cosa abbastanza importante da segnalare: l'indottrinamento israeliano è devastante, i ragazzi israeliani sono obbligati a svolgere 34 mesi di servizio militare e le ragazze 24 mesi. Uno stato di soldati cosa può generare se non solo odio e, e violenza, certamente. Assolutamente sì, questa è una delle gravi conseguenze di quello che avviene oggi, cioè una popolazione che subisce di fatto un indottrinamento, un incanalamento verso quel tipo di ragionamento nei confronti appunto dei palestinesi, perché laddove appunto esiste l'obbligo militare non può che esserci questo tipo di reazione che poi si tramuta in reazione politica con appunto partiti come il Likud che continuano a raccimolare voti su voti, per quanto in questo momento storico stia subendo appunto Benjamin Netanyahu una serie di difficoltà nella formazione di un governo che ora è ancora in stand-by con il mandato dato adesso ad un'altra personalità che teoricamente dovrebbe essere del mondo centrista, ma che in realtà avrà anch'essa grandi difficoltà appunto nel formare il governo ancora di più dopo che Netanyahu ha voluto prendere la palla al balzo nel riscatenare la violenza appunto affinché si potesse di nuovo ritornare e spalleggiare quindi il governo affinché possa mandare avanti questo tipo di violenza nei confronti dei palestinesi, che un po' ricorda un qualcosa di già visto non solo negli anni e non solo in Palestina, ma anche, pardon, non solo in Israele, ma anche quanto è avvenuto all'indomani dell'abbattimento delle Torri Gemelle dell'11 settembre, di tutto ciò che è stato fatto dal governo Bush, con appunto l'invasione dell'Afghanistan, dell'Iraq, e chi comunque parlasse contro questo tipo di azioni veniva tacciato di essere direttamente anti-americano, un qualcosa che va davvero a distruggere quel dialogo che invece dovrebbe, quel dialogo critico positivo proprio per la stessa nazione che invece non è potuto avvenire. Esatto. Bene, ehm, un altro argomento su cui avevo il piacere di confrontarmi con Matteo è il ruolo della stampa. La stampa italiana ed estera è associato al ruolo della stampa e dei media anche qualcosa di nuovo
che abbiamo anche accennato all'inizio di questa diretta, il ruolo di organizzazioni e di singoli mediativisti, organizzazioni che fanno mediativismo e mediativiste e mediativisti che fanno informazione. Sono davvero pochi gli organi di informazione che hanno avuto un orientamento, per usare un eufemismo, direi equilibrato, ecco. La maggior parte, come ho detto all'inizio, sono stati profondamente insufficienti nel riportare i fatti che accadevano prima e dopo il cessate il fuoco. Tu che idea ti sei fatto, Matteo, del ruolo della stampa e dei mediativisti? Come mai una posizione così debole, soprattutto della stampa italiana, che un po' faceva compagnia anche ad una posizione altrettanto debole del governo italiano e del ministro degli esteri? Io vedo un vero e proprio terrore nella stampa italiana nel riuscire ad andare oltre il ragionamento classico che appunto vede tutto ciò che abbiamo detto finora, cioè un presunto equilibrio tra posizioni, quella israeliana e quella palestinese, una presunta parità di mezzi nel mandare avanti questo tipo di confronto, una presunta, secondo magari appunto coloro i quali continuano a non riuscire a superare questo steccato, addirittura appunto un equilibrio addirittura mediatico. Peggio ancora, cioè immaginare che dare la parola appunto a una parte e all'altra possa essere sufficiente per raccontare questa storia. Tutto ciò immagino che si possa leggere all'interno di una logica che va avanti da diversi anni, una logica che finisce appunto, o meglio, che inizia con i governi Berlusconi, con la nuova Italia, quella che ha deciso quindi di in qualche modo non far più politica estera a livello di Mediterraneo, a livello di vicino Medio Oriente, quell'Italia che non vuol più dialogare con le forze in campo, ma piuttosto preferisce andare dietro un altro tipo di problematiche che sono, ovvero quelle direttamente politiche interne, perché l'Italia è da tempo che non parla più di politica estera, basta appunto, a prescindere dai momenti storici come questo appunto che abbiamo vissuto con questa questa ennesima escalation delle violenze tra appunto l'esercito israeliano che fa verso appunto Gaza e i palestinesi e che quindi chiaramente prendeva in qualche modo anche le prime pagine. Normalmente la politica estera va a pagina 10, a pagina 11 dei quotidiani. Non si parla di politica estera, si guarda solamente al nostro ombelico. Si preferisce parlare appunto delle discussioni interne ai partiti, si preferisce parlare delle polemicucce che sono in atto tra la maggioranza di governo, si va appunto a ricercare la dichiarazione del singolo partito, del singolo politico in Parlamento. Non si parla di politica estera, che invece ha un impatto diretto nei confronti della nostra società, non solo perché ci ritroviamo i morti in mezzo al mare che arrivano sulle nostre coste, ma perché va ad impattare proprio su quelli che sono i nostri diritti sanciti dalla Costituzione, i diritti all'eguaglianza, i diritti alla libera informazione. Quindi, laddove si fa un'informazione come quella che è stata vista in questi ultimi giorni rispetto alla cronaca su Israele e Palestina, si sta andando proprio a ledere quel diritto di informazione che è il diritto di libertà all'informazione che tutti i cittadini italiani dovrebbero avere e che invece non viene in maniera scientifica, ribadisco questo termine perché è così che viene fatta, e cioè non raccontare qual è l'ampia verità delle cose, semplicemente appunto, cosa che semplicemente potrebbe essere fatta mandando un inviato sui luoghi
che appunto sono testimoni quotidiani di ciò che avviene, e invece semmai tagliando sempre più le spese alle varie redazioni all'estero, o peggio ancora quando a far questo è direttamente l'esercito israeliano a deciderlo, bombardando il palazzo della stampa internazionale, dove appunto stavano media del calibro di Al Jazeera, ma non solo, come Associated Press, l'americanissima Associated Press, che invece in questo caso stava facendo un racconto assolutamente valido di quanto stava avvenendo, proprio perché si è reso conto anche che l'opinione pubblica statunitense ha necessità è assetata di sempre più informazioni rispetto anche all'altra parte, compresi i giovani ebrei statunitensi. Io ho degli amici negli Stati Uniti, appunto di fede ebraica, che supportano la causa palestinese e vogliono andare oltre lo steccato del fatto che Israele possa permettersi di parlare a nome di tutti gli ebrei, appunto, non solo statunitensi ma mondiali. Però poi lì andiamo anche a toccare altre tematiche. E scusami se salto da una parte all'altra, Roberto, ma è nella natura probabilmente della discussione, proprio della discussione su Israele e Palestina, doverlo fare, perché poi penso anche al ruolo della lobby israeliana negli Stati Uniti, all'AIPAC, quell'AIPAC che Bernie Sanders, ribadiamolo fino all'infinito, cittadino statunitense, nato da genitori scappati dalla seconda guerra mondiale e dall'orrore nazifascista, che si sono rifugiati negli Stati Uniti, che hanno trovato appunto la possibilità di creare la loro vita. Bernie Sanders, quindi di fede ebraica, nato e cresciuto a New York, a Brooklyn, che poi ha girato gli Stati Uniti e che ha combattuto per i diritti di tutti, per i diritti dei neri, per i diritti degli omosessuali, per i diritti dei lavoratori, e questo continua a farlo costantemente, che è riuscito quindi a creare un movimento, un grassroots movement, come viene definito appunto negli Stati Uniti, cresciuto davvero dal basso, dalla base, che unisce tutte le singole minoranze all'interno di un cappello, che poi diventa maggioranza, che non è ancora maggioranza nel paese, ma è almeno un terzo dei voti all'interno del Partito Democratico. Quindi stiamo parlando di qualcosa di veramente estremamente importante, che oggi dà voce a quelli che mai l'hanno avuta, ovvero i palestinesi, a prescindere da chi è chi governa la Palestina, a prescindere da chi è la classe dirigente di questa entità che prima o poi diventerà o uno Stato o comunque facente parte di uno Stato. Perché io ribadisco che non credo nella soluzione a due Stati, credo in una soluzione probabilmente in un unico Stato, in un'unica E realtà. questa sarebbe stata l'ultima domanda ti volevo fare, appunto, proprio della questione dei due popoli e dei due stati, insomma, della la cosiddetta. C'è una certa retorica, soprattutto nelle organizzazioni della sinistra istituzionale, nel portare avanti due popoli, due stati, con la foto di un bambino ebreo che tiene per mano un bambino palestinese, o una ragazza palestinese che bacia un ragazzo ebreo. La retorica appunto dei due popoli e dei due stati, e quindi chiaramente mi chiedo, ma come si fa a praticare questa soluzione senza la fine dell'occupazione? E quindi mi chiedo, non sarebbe più ragionevole immaginare uno Stato per due popoli, quindi uno Stato laico, uno Stato democratico, uno Stato plurale che rispetta le identità e le culture? Ma certo che sì. La risposta al tuo quesito è sì. E poi penso allo scivolone di Enrico Letta che va sul palco insieme a Salvini, insieme a Tajani, insieme a quell'ampio spettro di partiti che appunto di politica estera non colgono la vera essenza, perché è talmente tanto anacquata qui nel nostro paese che appunto non si coglie l'importanza del poter dire, come fanno
come fa la stessa sinistra in Gran Bretagna, come fanno i laburisti in Gran Bretagna, dire i palestinesi hanno diritto ad esistere. Basterebbe dire questo semplice, questo semplice assunto per poter poi fare un ampio ragionamento su tutto il resto, ma questo necessariamente deve essere ribattuto sempre con il diritto di esistere Israele, perché si fa ancora l'equiparazione di quanto avvenuto all'indomani della seconda guerra mondiale, che nessuno nega, ma che sembra che oggi appunto sia proprio quell'equiparazione tra ebrei e Israele che in realtà equiparazione, come abbiamo visto, non è. E dunque, per appunto ritornare alla tua domanda, sarà complicato vedere in un futuro due stati. Sarà davvero impossibile immaginare, lo dico davvero con cognizione di causa, che possano essere ora mandati via da quelle case quella moltitudine di coloni che hanno occupato territori su territori e che da un giorno all'altro possano essere quindi con la forza presi e mandati via, così come abbiamo visto anche ad esempio a Gaza, quando è stata restituita sostanzialmente in tutto e per tutto ai palestinesi. Mi viene da pensare che appunto l'unica soluzione sia quella di un unico Stato per una moltitudine di popoli o comunque per una moltitudine di società, per una moltitudine di realtà, per una moltitudine di segmenti di un'unica realtà, che sarà quella di tante persone che potranno vivere in uno Stato che non sarà confessionale, cosa che invece oggi Israele è, perché Israele è uno Stato confessionale. Non dimentichiamolo mai. Dicendo questo, ci stiamo ricordando che appunto ci riferiamo a una realtà che ha voluto mettere un cappello confessionale religioso a tutta una serie di situazioni che poi vanno appunto a verificarsi anche a livello governativo, perché a livello governativo ci ritroviamo un Bibi Netanyahu che governa insieme ai partiti ultra-ortodossi e che quindi non hanno nessun tipo di intenzione nel fare un passo indietro rispetto anche a tutte le altre minoranze esistenti. Ma, basta pensare anche all'ampio numero di ebrei etiopi presenti in Israele, che sono comunque bersaglio di puro razzismo, solo per il colore della loro pelle e per il fatto di essere ritenuti ebrei minori e non dell'importanza uguale a quella delle altre popolazioni ebraiche provenienti dal resto del mondo, o appunto oggi esistenti in Israele. Bene, io insomma ti ringrazio Matteo per questo confronto davvero prezioso e interessante. Abbiamo analizzato, diciamo, quelle che sono le posizioni degli attori in campo all'interno di quella che è stata l'escalation delle violenze dell'esercito israeliano durante l'occupazione e questo è un appuntamento che continuerà anche lunedì prossimo alle 18 cercheremo di essere più attenti all'aspetto tecnologico dell'avere anche Instagram durante la nostra diretta. Ecco, dicevo, lunedì prossimo, sempre alle 18, sarà ospite del nostro aggiornamento Anna Toniolo, che è laureata in scienze internazionali, politiche del Medio Oriente e del Nord Africa presso l'Università di Torino, è caporedattrice della testata indipendente The Bottom Up ed è curatrice della rassegna stampa tema Medio Oriente e Nord Africa per questa stessa testata. Tra l'altro proprio oggi in diretta su Instagram Anna Toniolo ha fatto la sua rassegna stampa circa 6-7 ore fa, la potete ritrovare sia nel suo profilo Instagram sia nella pagina Instagram della testata indipendente The Bottom Up. È davvero una rassegna stampa settimanale molto interessante, molto curata e molto attenta.
Io ringrazio chi ci ha seguito fino adesso, ringrazio Matteo Meloni. Ci rivediamo lunedì alla stessa ora alle 18. L'idea è di continuare e di dare voce, di dare parola a esperti, esperti che praticano all'interno del mondo dell'informazione, cercano di dare voce a quelle che sono le ragioni reali di ciò che sta accadendo in Palestina. Questa diretta sarà ripresa anche dal canale YouTube del Manifesto Sardo, si potrà rivedere sia dalla nostra pagina Facebook sia dalla nostra pagina YouTube, e quindi verrà ripubblicata nel sito del Manifesto Sardo. Purtroppo non siamo riusciti a collegarci con Instagram, peccato, sarà per la prossima volta. Ringrazio tutte e tutti, ringrazio Matteo e vi auguro una buona serata. Ciao Grazie. Matteo. A presto.